La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Bentrovati telespettatori di GS Channel, bentrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Si apre ufficialmente questa collaborazione con GS Channel, voglio ringraziare l'editore, voglio anche ricordarvi che siamo in onda ogni giovedì a partire dalle ore 21 sul canale 79 del digitale terrestre per quanto riguarda la città di Roma e buona parte del Lazio e poi soprattutto in Calabria sul canale 83. Parliamo solo di calcio dilettantistico, prima parte dedicata ampiamente al campionato di Serie D e poi si andrà a chiudere con il campionato di eccellenza. Ospite della nostra puntata, mister Giuseppe Giordano. Ciao Giuseppe, ben trovato. Buon pomeriggio Ettore, è un piacere come sempre essere in Io una sono sempre trasmissione molto dove si parla di contento quando calcio. ci sei tu, proprio Grazie. perché con te parliamo di calcio a 360 gradi, dai settori giovanili ma anche attivamente, in questo caso anche di Serie D. Beh, facciamo quel che possiamo. Che dai. Serie D è questa Bella. di questa stagione? Bella perché c'è equilibrio e ci sono delle realtà che si stanno mettendo in evidenza e ci sono quelle 2 o 3 squadre blasonate, quantomeno nel girone I, che stentano un po', però è affascinante. Siamo domenica soltanto dopo domenica. però, volendo, quasi alla 10ª giornata, quindi ancora tutto aperto. Sì, abbastanza aperto perché chiaramente fra un paio di settimane insomma, gli equilibri si incominceranno a distaccare, quindi la qualità e le rose usciranno fuori e poi insomma sarà un campionato bellissimo. Intanto le siciliane Si stanno comportando sono bene. protagoniste e questo è quello che È conta. vero, è notevolmente diverso rispetto alla scorsa stagione, no? Sì, Lì, diciamo che lo scorso anno c'erano Siracusa e Regina che furoreggiavano, hanno fatto proprio un campionato a parte, poi tutte le altre quasi in sofferenza. Sì, diciamo che anche gli organici erano totalmente diversi, invece quest'anno insomma Più equilibrati. molto equilibrati e sono anche delle partite belle toste, belle vibranti e piacevoli anche per chi va a vederle allo stadio. Bene, bene. Allora, quindi apriamo ufficialmente la nostra puntata e lo facciamo appunto con il campionato nazionale dilettanti. Domenica si è giocata la 9ª giornata del campionato, eccola qua già la schermata dei risultati. Milazzo batte Ragusa Calcio 1-0, Savoia 1908 batte Vibonese Calcio 1-0, vince fuori casa la Gelbison 1-0 contro la Vigor Lamezia, Athletic Club Palermo batte Sambiase 2-0, Città di Gela che vince 3-1 contro l'Enna Calcio, vince anche il Messina 2-1 contro la Castrum Favara, vittoria nel big match tra Nuova Igea Virtus e Nis FC, vincono i messinesi 3-2 ed infine la Regina che vince fuori casa contro la San Cataldese. La partita Città di Asciriale e Paternò invece si giocherà mercoledì 5 novembre. Guardiamo la classifica perché lì ci possiamo rendere conto ancora di più, come ha detto bene Giuseppe, dell'enorme equilibrio che in questo momento regna soprattutto nella zona alta. Al primo posto abbiamo la Nuova Igea Virtus con 18 punti, con 16 Savoia 1908 ed Athletic Club Palermo, con 16 punti 15 Nis FC e Vibonese Calcio, con 13 Città di Gela e Sambiase insieme anche alla Gelbison, con 12 punti il Milazzo, 11 punti Castrum Favara e Regina 1914, con 10 punti la Vigor Lamezia, 8 punti per San Cataldese, Città di Aciliale ed Enna Calcio, con 6 Paterno Calcio, Ragusa con 4, chiude la classifica però attenzione con 2 punti ma con ben 14 punti di penalizzazione già recuperati.
questo Messina di Romano che ci sorprende settimana dopo settimana. Guardiamo anche la schermata degli incontri che invece ci saranno la prossima settimana. Parliamo di Castrum Favara Vigor Lamezia, Enna Calcio Città di Aciriale, Gelbison Savoia 1908, Milazzo Città di Gela, Nis FC Messina, Paterno Calcio Athletic Club Palermo, Regina 1914 Nuovo Igea Virtus, San Biase San Cataldese, Vibonese Calcio Ragusa Calcio. Beh, se devo essere sincero, ci piace questo girone perché veramente in testa c'è un rincorrersi praticamente di settimana in settimana. Sì, abbiamo visto che ci sono 5 squadre a 3 punti di distacco e quindi credo che insomma ogni partita, la settimana prossima sarà veramente una giornata abbastanza particolare, perché ci sono degli scontri dove chiaramente i punti valgono di più e quindi vero. Dovremmo essere bene, se avessimo la possibilità di dividerci in 4-5 parti, però è chiaro che se uno dovesse scegliere una partita è chiaro che quella potrebbe essere la più interessante, anche perché insomma c'è una che vuole recuperare. Beh, adesso l'arrivo anche di Torrisi ha galvanizzato l'ambiente. C'è l'altra che vuole mantenere, c'è arrivata attraverso i risultati, c'è la testa della classifica. È vero, è vero. Due squadre che comunque hanno giocato domenica e si sono affrontate a viso aperto sono state il Savoia 1908 e questa Vibonese. Attenzione perché il Savoia zitto zitto è lì. Ma guarda, per me il Savoia è, al di là del fatto che non è una sorpresa, però è una squadra solida. Solida. Pur non vedendola giocare, cioè in 7, quanto sono? 10 partite che hanno fatto? 9 giocate, in 9 partite, giornata. 13 gol fatti e 5 subiti. Difesa arcigna. È uno stile di 40 anni fa dove tu facevi il gol e lo mantenevi fino alla fine. La palla. E quindi è una squadra che sicuramente è molto solida, c'è molta complicità tra i vari atleti e quindi poi insomma quando giochi in casa hai 4.000 persone che fanno la differenza. Tra l'altro la scorsa differenza. Settimana nello scontro contro la Nissa avevano quasi pareggiato, poi la scelta dell'arbitro di annullare il gol, a dimostrazione che anche fuori casa questa Savoia si fa sentire. Giocano con tranquillità, sanno benissimo di avere qualcosa forse in più rispetto alle altre e quindi questa scioltezza e questa tranquillità, come stavo dicendo poco fa, li porta poi ad avere l'occasione giusta per far gol e poi insomma si sanno difendere molto bene. Hanno vinto in casa 1-0 contro la Vibonese, ci guardiamo gli highlights e tra l'altro c'è anche l'intervista con il presidente proprio del Savoia. Se questa partita finiva 4-0 e non ci saremmo rubati nulla, sono stati tre gol mangiati, possiamo dire, e quindi benissimo, quindi una vittoria giusta, meritata, perché le partite si vincono e sono meritate quando si vedono le più palle gol, diciamo, nitide. Diciamo che oggi, questa partita ci siamo persi tre gol fatti. La squadra più giovane di questo campionato di serie del Girone I. Siamo più giovani anche della Vibonese, che dice che è la squadra più giovane, ma come età media più bassa il Savoia. Quindi ci riteniamo oggi un progetto interessante perché abbiamo, io dico sempre, dei calciatori, non parliamo più di under-over perché diventa, in un mondo moderno del calcio dove vediamo che i più grandi giocatori non superano i 20 anni, parlare di under ed over diciamo, è un qualcosa che io dico obsoleto. Oggi i calciatori sono calciatori a 18 anni, a 20 anni, a 21 anni, l'abbiamo visto nel calcio sia antico che moderno. Diciamo bene così, abbiamo vinto, il campionato è lungo, non festeggiamo perché prendiamoci questo risultato meritato anche per questi momenti diciamo, negativi che sono successi a causa di arbitraggi sbagliati, però bene così. Complimenti dunque alla Savoia 1908, lo vedremo sicuramente con molta intensità anche nelle prossime partite, mentre stiamo vedendo invece con tanta intensità il cammino dell'Athletic Club Palermo, perché da neopromossa attualmente la possiamo veramente classificare come la squadra rivelazione di questa stagione. Sei d'accordo? Assolutamente Giuseppe? Sì, io faccio i miei complimenti alla struttura societaria e poi chiaramente il lavoro di Ferrari è stato diciamo,
messo in una condizione tale da avere un gruppo di ragazzi, qualcuno veniva dalla promozione l'anno scorso nel campionato di eccellenza. Beh, qualche nome importante per la Serie D c'è. Certo, ahimè, mi dispiace che stanno subendo, tra virgolette, questo handicap dello stadio. Mi auguro che l'amministrazione capisca che è la seconda squadra della città e si sta comportando alla grande in un campionato importante. Hanno investito nel settore giovanile. In questo momento sicuramente è il migliore che c'è in Sicilia, è vero. Con anche delle figure abbastanza professionali, quindi io mi auguro che dalle prossime settimane questa squadra, questi ragazzi possano avere la possibilità di avere un pubblico che una domenica sì, una domenica no, ma vede sempre del calcio, importante anche se un campionato di quarta serie. È chiaro che il Velodromo è uno stadio un po' troppo grande, magari per la dimensione dei tifosi dell'Athletic, che comunque dobbiamo ricordare gestisce anche Capaci, seppur ancora però un po' a rilento. Se aprono soltanto la tribuna già sarebbero 3.000, 4.000 persone. È un numero, su 1 milione di persone che insomma siamo in città. Possibilmente il Palermo non gioca neanche in casa. Certo, ma io penso che il coinvolgimento sarebbe, perché poi quando dicevo i complimenti alla struttura societaria è perché hanno delle persone che hanno delle iniziative. Sì. E quindi coinvolgere tutte le scuole calcio a partecipare a una partita, no? Sì, ecco, quello sarebbe già qualcosa di importante per le nuove generazioni, perché queste sono realtà dove dovrebbero permettere alle nuove generazioni di avvicinarsi a questo sport e non di scappare. Questa cosa non è successa a Catania un paio di anni fa con l'Atletico. Hai capito? Perché adesso, ahimè, purtroppo vanno tutti adesso al tennis perché si vince, si va alla pallavolo perché si vince. È chiaro. Perché queste generazioni non vedono da 15 anni il mondiale. Athletic Club Palermo che batte il Sambiase, attenzione, può passare un po' sottotono questa cosa, invece secondo me dobbiamo dire che ha battuto una squadra che i suoi punti sin qui li ha fatti pesantissimi. Diciamo che il Sambiase è una squadra che l'anno scorso è stata la rivelazione. Sì, fatti i playoff tra l'altro. Sì, e quindi non era facile batterla, anche perché loro venivano da risultati, diciamo, con delle squadre forse leggermente meno attrezzate, e quindi aver vinto in casa e anche bene, perché poi alla fine si è vinto anche bene. Questo la dice lunga sull'entusiasmo, sul modo di lavorare, sul modo di affrontare la settimana. Quindi un grosso complimento a tutta la struttura dell'Athletic Palermo. È un doppio complimento appunto a questo Athletic che continuerà sicuramente questa sua marcia che attualmente è importante. Io sono dell'idea che l'obiettivo della società è quello principalmente, almeno per questa stagione, di stabilizzarsi nella categoria, parole testuali del presidente Conte, e poi magari chissà la prossima stagione, ma quella sarà un'altra storia. Andiamo avanti perché la storia del Messina ci sorprende. Poi ti tocca un po' il cuore a te, no? Insomma, ex Messina, quindi questo Messina che ha sorpreso tutti. Ma io in questo momento, se mi permetto di dirlo, proprio per il discorso che dicevi tu, per la simpatia, cioè io non vedo 2 ma vedo 16. È vero, dovremmo vedere 16, purtroppo vediamo 2. La realtà è quella, perché nessuno si poteva immaginare che 9 settimane fa, all'inizio del campionato, il duo, dobbiamo dirlo, il duo Romano Martello avrebbero portato la squadra ad essere a +2 dopo 9 giornate di campionato. Quindi un grosso lavoro, un grosso complimento a questi due nostri, diciamo, amici che veramente hanno mostrato che negli anni precedenti avevano fatto bene dove hanno lavorato. Parliamo di Licata. E quindi merito loro se riescono a fare questi risultati, ma perché io sono stato a vedere il derby e ho visto un'altra volta un entusiasmo, anche se è una partita particolare, ma l'entusiasmo che poi si è ripetuto con il Favara. Ecco, ma se tu non sei forte, non recuperi e non vinci col Favara, perché il Favara è sempre una squadra. Giovanni Martello la scorsa settimana è stato presente, anche lui ha detto le stesse cose, l'entusiasmo aiuta a giocare bene anche le partite, anche se mentalmente sei stanco dalla partita precedente. Il risultato positivo ti porta al risultato positivo. È vero. Guardiamoci gli highlights, questa bella vittoria proprio contro la Castrum Favara. La partita è finita 2-1 per i ragazzi di Romano. In un clima di rinnovato entusiasmo, il Messina riceve al Franco Scoglio la visita del Castrum Favara nella 9ª giornata di Serie D Girone I.
Gara dal sapore speciale, prima casalinga assoluta della gestione del Racing City Group, dopo la presentazione ufficiale con il presidente Justin Davis e il vicepresidente Morris Pagnello, accolti all'ingresso in campo tra i fuochi d'artificio, insieme alla curatrice Maria Di Renzo, e poi sotto la curva a ricevere il caloroso saluto dei tifosi che festeggiano finalmente la nuova proprietà. Pronti via, Vaccaro ci prova da lontano per il Castrum Favara, tentativo alle stelle. Al settimo, insistita azione del Messina conclusa dal tiro di Orlando dalla sinistra che termina non distante dalla traversa. 5 minuti più tardi, spunto sulla corsia destra di Maisano, cross in mezzo e pallone che filtra per Touré che si gira e calcia spedendo alto. Sfuma un'ottima occasione per il Messina. Brivido invece al 15° quando Sorrentino esce completamente a vuoto e deve immolarsi Clemente per salvare sulla linea il tiro a porta spalancata di Frangiamone. L'abbraccio successivo tra l'estremo difensore del Messina e il compagno dice tutto. Il Messina la sblocca al minuto 40. Traversone da sinistra pennellato da Orlando per il colpo di testa di Rosetti che sovrasta l'avversario diretto e si fa trovare pronto all'appuntamento col gol. Il secondo di fila al Francoscoglio dopo quello decisivo nel derby dello Stretto. Incontenibile l'esultanza sotto la curva del giocatore in maglia 72. Il Castrum Favara agguanta però il pari al quarto nella maniera più incredibile. Lo realizza Vaccaro dalla lunga distanza, sorprendendo un distratto e colpevole Sorrentino. 1-1 e tutto di nuovo in equilibrio. Eccessiva la libertà concessa al numero 3 ospite al momento del tiro, ma evidente la dormita del portiere che costa cara. Al 35° Messina vicinissima al 2-1 proprio con Bombaci che prende la mira su suggerimento di Touré, ma vede infrangersi la sua conclusione a giro contro il Legno. A far impazzire il Francoscoglio ci pensa però Saverino che a 3 minuti dal 90° viene pescato a centro area da Touré, spedendo di testa alle spalle di Lauritano. Delirio totale e vantaggio meritatissimo per un Messina che ha spinto tanto per cercare la vittoria. Finisce con il Messina a far festa, la squadra di Romano azzera la penalizzazione e va a 2 punti in classifica, mantenendo un cammino sul campo da quartieri alti. Esordio migliore per il Racing City Group non poteva davvero esserci. Ma sì, dai, facciamolo un applauso, sì. facciamolo un applauso, Quello perché, sì, perché voglio dire, trovarsi in questa situazione per Giovanni Martello e Romano al momento dell'arrivo a Messina e portarla dove è arrivata sin qui, credo che sia già una vittoria in campionato. Però attenzione, c'è un però, perché adesso domenica giocano in casa della Nissa, che a sua volta è stata battuta dalla nuova Igea Virtus. Allora ci guardiamo il servizio nuova Igea Virtus Nissa e poi parliamo di questo eventuale scontro Nissa-Messina. Guardiamocelo insieme, la partita appunto che ha visto soccombere la squadra di Napoli 3-2 in casa della nuova Igea Virtus. Derby siciliano di alta classifica allo stadio Dal Contres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, di fronte Igea Virtus e Nissa, due squadre in grande forma nel girone I di Serie D. Il match si accende subito e dopo appena 10 minuti sono proprio gli ospiti a colpire. Cross perfetto dalla destra, Terranova la mette all'incrocio dei pali, un colpo di testa spettacolare. 0-1 Nissa, bianco scudati avanti e secondo gol in campionato per Terranova. Ma l'Igea non ci sta. Al 22° episodio chiave, rigore per i giallorossi per un presunto tocco di mano in aria di Bruno. Sul dischetto va Samaché, l'ex di turno, rincorsa breve, spiazza Castelnuovo e fa esplodere il Dal Contres Barone. 7° gol in campionato per lui, 1-1 e partita riaperta. La squadra di Mister Marra ci crede e continua a spingere. Al 41° brivido in aria Nissa, Maddaloni di testa, il portiere blocca nei pressi della linea. Proteste vibranti dei giallorossi, ma per arbitro e assistente non è gol. Il boato però arriva poco dopo. Siamo allo scadere del primo tempo. Il capitano Calafiore toglie la sicura al destro e dai 25 metri sgancia un siluro all'incrocio. Gol pazzesco, nulla da fare per Castelnuovo e il Dal Contres Barone esplode di gioia. Igea Virtus avanti 2-1, rimonta completata e primo tempo che si chiude tra gli applausi. Terza rete stagionale per Calafiore, leader e trascinatore di una squadra che continua a sognare in grande. Ripresa che si apre con l'Igea Virtus ancora all'attacco. Dopo appena 4 minuti ci prova Cess con il destro, ma Castelnuovo si oppone, tiene
mantiene in partita la Nissa. Gli ospiti reagiscono al 59esimo, Silvestri di testa sfiora il pari ma il pallone finisce sull'esterno della rete. La partita resta vibrante in testa con continui capovolgimenti di fronte al 70esimo, momento di tensione. Il direttore di gara espelle il tecnico ospite di Napoli per proteste e la Nissa perde così il suo allenatore costretto a lasciare la panchina. 3 minuti più tardi standing ovation per il capitano igeano Calafiore, autore di una prestazione da leader. Esce tra gli applausi del Dalcontres Barone, al suo posto entra Cardinale. Nel finale l'Igea prova a chiudere il match, Maddaloni calcia alto da buona posizione, ma il colpo decisivo arriva nel recupero, minuto 92, errore di rilancio di Castelnuovo. Samaché è il più lesto di tutti e mette dentro il 3-1. Esplode lo stadio, doppietta personale per l'attaccante maliano, ottavo centro stagionale, primato solitario nella classifica marcatori. Subito dopo Samaché lascia il campo tra gli applausi scroscianti del pubblico barcellonese. La Nissa però non molla e al 96esimo trova il gol che accorcia le distanze, rigore concesso per un contatto tra Squillaci e De Felice. Dal dischetto Diaz non sbaglia e fissa il punteggio sul 3-2. Finisce così al Dalcontres Barone, il Virtus batte Nissa 3-2, conquista 3 punti pesantissimi e vola in testa alla classifica con 18 punti. La Nissa scivola invece al quarto posto, ferma a 15, un'altra giornata di festa dunque per i giallorossi di Mister Marra che continuano a sorprendere e a sognare in grande. Allora dobbiamo parlare, abbiamo detto, di 3 squadre, di questo Messina che va a giocare in casa della Nissa, ma parliamo prima comunque di questa nuova Igea Virtus, ossatura di grande esperienza, Maltese, Calafiore, Cicirello, Samaché, voglio dire, non è una squadretta che per la Serie D insomma non può fare bella figura. No, diciamo che quest'anno Marra sta lavorando con un gruppo di persone esperte della categoria del girone e quindi sono contento perché poi sai, sono di quelle piazze dove poi c'è l'entusiasmo che ti porta la gente ad andare in trasferta. Giuseppe, hai detto bene, poi l'entusiasmo poi ti può portare veramente più lontano di quanto tu magari non ci pensavi o magari pensavi di avere... Sei ottimista per questa cosa? Sì, abbastanza ottimista, anche perché ripeto, i numeri non sono inconfondibili, essendo 12 squadre siciliane, magari 4 lotteranno per la promozione, gli altri magari dovranno lottare per rimanere nella categoria, quindi siamo una forza di questo gruppo. Allora parliamo di questo duo invece, Messina che va in casa della Nissa. La battuta nasce dal fatto che questo Messina può far paura a questa Nissa che attualmente viene da una sconfitta, l'allenatore squalificato 4 partite. Un po' di maretta credo che ci sia in casa nissena. Sì, e questo deve far riflettere molto, anche se non c'è bisogno, perché Romano sa benissimo che non sono partite facili, sono la sua esperienza lo farà riflettere. Insidiose, nel senso che magari qualche giovane può essere molto entusiasta in questo momento e poi va in un campo dove lì hanno bisogno di riscattare tutto quello che è successo. Quindi è una partita che deve essere giocata anche, perché no, anche sporca per certi versi, però con molta attenzione, perché la Nissa, stiamo parlando di una squadra Mi dove... fai un pronostico secco, 1x2? Dai, veloce, dai, io vado sull'1x. 1x, quindi leggermente avvantaggiata la Nissa, anche perché credo dal che, punto di vista tattico credo e che tecnico, anche se manca il comandante, c'è il vicecomandante, però è sempre una partita. I giocatori che vanno in campo sono giocatori importanti. Così come sono stati anche dei ruoli importanti all'interno della Regina, perché la dirigenza ha sposato un nuovo progetto, è andato via Trocini e adesso è arrivato Alfio Torrisi. La Regina va in casa della San Cataldese, battaglia sul campo a 360 gradi e alla fine ha portato via 3 punti che sono pesantissimi per la sua classifica, perché è diminuito ancora il gap, da 8 è passato a 7 e guarda caso adesso c'è lo scontro contro la nuova Igea Virtus. Però come tutti ben sappiamo, l'allenatore non ha la bacchetta magica, è stato bravo magari a costruire, a lavorare su alcuni punti strategici sulla mentalità dei ragazzi e ha vinto, perché poi chi vince ha sempre ragione, però adesso c'è questa prova ed è una prova importante, non è la prova del 9 ma è una prova importante perché gioca con la prima in classifica,
ci sarà chiaramente attenzione da parte dei tifosi che vorranno vedere questo cambiamento. Ma è soltanto la 10ª giornata Lo so, di andata. però da lì scatta, perché se tu fai anche bene contro la capolista, ancora di più il contro gap. la capolista, allora magari sai, si riaccende, siamo sempre al discorso dell'entusiasmo, c'è quella voglia di seguire la squadra, di rivedere un po' tutto quello che magari si è detto in maniera negativa, come accade spesso e volentieri, perché chi vince salgono tutti sul carro, quando si perde rimane soltanto Sarà uno. comunque una bellissima partita. Quello sì, Io anche ne sono perché pienamente convinto. si gioca in uno stadio di Serie A, perché il Granillo è sempre uno stadio sicuramente importante. Assolutamente. Regina che vince, abbiamo detto 1-0 contro la San Cataldese, guardiamoci gli highlights. L'avventura di Alfio Torrisi sulla panchina della Regina parte dalla sua Sicilia. Questo pomeriggio il giovane tecnico subentrato in settimana Bruno Trocini fa il suo debutto ufficiale. A lui il difficile compito di rilanciare le ambizioni di una Regina che oggi non può permettersi passi falsi, anche per non compromettere ulteriormente una classifica già di per sé abbastanza complicata. C'è la sovrapposizione da parte di Porcino che arriva sul fondo, prova a metterla dentro, la conclusione, la parata, ottimo l'inserimento da parte di Porcino, il cross al centro e la conclusione con la parata del portiere della San Cataldese. Prova a ripartire adesso la Regina con Grillo, si va da Montalto, cambia lato e cerca l'inserimento di Distratto che salta un avversario ma non ha spazio e poi è costretto a tornare da Mungo che cerca e trova Di Grazia. 1-2 ancora con Distratto, quindi Porcino la mette al centro per l'inserimento di Montalto, primo gol in campionato, dunque finalmente si è sbloccato Adriano Montalto. Vediamo il cross da parte di Porcino, ma ottimo anche l'inserimento da parte di Distratto, è partita proprio da lui questa azione. Festeggia Adriano Montalto che trova finalmente il primo gol in campionato e la Regina è avanti al minuto 36. Vediamo quanto accaduto a gioco fermo. Un colpo del capitano e la gara della San Cataldese si complica maledettamente, un'ingenuità da parte del capitano e San Cataldese in 10. Punto di battuta, San Cataldese che proverà a sfruttare quest'ultima azione. Resta alta la linea difensiva, parte il cross, il colpo di testa e la parata di Boschi. Proprio in questo momento arriva il fischio del direttore di gara, le squadre vanno a riposo con la Regina avanti 1-0, decide il gol di Montalto. Intanto ci sono le proteste dei giocatori della San Cataldese, l'indirizzo del direttore di gara. Tutto è pronto dunque per il calcio inizio di questo secondo tempo, già in piedi Alfio Torrisi e si parte. Salgono le torri, tanti uomini in area di rigore. Parte Di Grazia, la palla passa, ci prova Blondet ma non trova la porta. E riparte la San Cataldese, c'è la pressione da parte di Grillo che costringe San Cataldese a tornare da Maravigna. Lungo lancio in profondità, cercare l'inserimento del solito Ferrigno, stavolta alla meglio nei confronti di Palumbo che rischia tantissimo. Minuto 74, in verticale, pito duro da Blondet che qui rischia tantissimo. Seconda ammonizione, secondo giallo. No, Andrea, non è ammissibile un giocatore di questa Regina in 10. esperienza. Ancora il numero 17 Rozzi, in profondità a cercare un compagno, cerca la giocata, la chiusura da parte di Daniel Adejo. Che rischio qui per la difesa Amaranto. Castro recuperare l'ennesimo pallone, salva tutto Salandria, poi Girasole che esulta in faccia a Castro guadagnandosi questo calcio di punizione, ma proprio in questo momento arriva il fischio del direttore di gara. Esulta Alfio Torrisi, vince la sua prima partita sulla panchina Amaranto, decide il gol di Adriano Montalto.
Regina dunque che sbanca a San Cataldo, vince 1-0 e continua il suo percorso di rilancio nell'augurio che appunto Torrisi possa avere le chiavi giuste per cercare di riuscire a scalfire anche in quello che in questo momento è un gap non di poco conto, 7 punti rispetto alla prima, ma io personalmente credo che Alfio abbia le qualità, ma anche la società abbia in mano la situazione ben chiara e quindi potrà mettere a disposizione dell'allenatore l'equilibrio giusto e la determinazione giusta. Sì, però non è spiegabile come mai nelle settimane precedenti con un buon allenatore che a sua volta aveva fatto bene, e queste cose non sono accadute, però insomma questo fa parte del gioco e auguriamo a Torrisi, anche se Trocini mi pare che è stato cercato addirittura subito dal girone H, sì. C'è qualche situazione particolare. Beh, molti allenatori del girone I poi trovano una sistemazione, sì, anche perché sono obbligati a rientrare per andare in un altro girone, ma infatti molti troveranno sistemazione. Parliamo adesso di Vigor Lamezia Gelbison che vince in casa della Vigor Lamezia ed una Gelbison che tenta di rientrare, qualche punto perso, insomma ha creato questa differenza rispetto alla zona di testa, però è sempre una squadra che è difficile da battere. È un'altra squadra che ha un'esperienza in questo girone, perché in Lega Pro. già lo fa da tanti anni e quindi conosce la realtà ed è secondo me costruita per essere una delle tante protagoniste. Poi se si trova lì magari se la gioca. Certo, però sono dei punti sicuramente pesanti che, come dicevi tu, avvicinano al treno che sta in testa alla classifica. Io vorrei parlare del Milazzo, perché Curiale ragazzi, ha un pezzo pregiato per la categoria. Sì, però non ci dimentichiamo che Curiale nelle ultime stagioni non è che abbia fatto la caterva di gol che forse servono in questo momento al Milazzo. Però sai, il pesce, il mare, la tranquillità. Vabbè, Milazzo è un posto meraviglioso. Sentiamo anche i due allenatori. Gelbison che vince contro la Vigor Lamezia 1-0. Un allenatore quando subentra sogna una roba del genere, però devo dire grazie ai ragazzi, sono stati 4 giorni meravigliosi, mi hanno accolto bene, mi sono stati appresso, avevo sensazioni positive, no? E abbiamo fatto, come ha detto lei, una partita gagliarda, fatte anche le idee, no? Visto la squadra giocare, palleggiare, mi è piaciuta tanto nello sviluppo del gioco, e poi quando c'è stato da soffrire l'abbiamo fatto secondo me in modo perfetto, no? Nel senso siamo stati squadra, siamo stati corti, stretti, li abbiamo fatti soffrire giocando in attacco diretto dove loro poi hanno perso molti palloni e alla fine credo ci sia stato un successo meritato. Purtroppo il calcio è questo, a volte ti dà, a volte prende, però sicuramente si poteva fare meglio. Abbiamo provato a costruire anche perché ce lo permettevano, però poi nei 20 metri finali, 25, eravamo un po' troppo piatti, quindi favorivamo la loro densità centralmente. E qualche volta siamo usciti bene sulle fasce, avevamo la possibilità di chiudere l'azione bene, ce n'è stata una emblematica quando siamo 3 contro 2, sbagliamo il passaggio semplicissimo a terra. Abbiamo commesso un errore in ingenuità sul gol, però quello che mi dà noia lo dico chiaramente, l'ho detto nello spogliatoio, non mi è piaciuto l'atteggiamento di chi è subentrato, non dico tutti perché alcune sostituzioni sono state forzate per via dell'infortunio, ma le scelte che avevo fatto con Embalo e Marigosu per dare più fantasia, più dinamismo, più qualità in quel momento che ci voleva. Se questo è l'atteggiamento, soprattutto di Embalo parlo io, non mi sta bene perché è un giocatore importante, lo conosciamo tutti quanti, però è un giocatore importante quando si mette al servizio della squadra. Attualmente oggi non è successo e mi dà, ve lo ripeto, parecchia noia perché stiamo aspettando, la società ha investito su questo elemento umano e fare una figuraccia del genere non mi va, c'è bisogno di rispettare il pubblico che viene, che paga il biglietto, siamo in una grossa piazza, sono anche a casa, quindi mi dà noia
mi dà noia, scusate lo sfogo, però è così. Apprezzo chi ha dato il massimo, chi è entrato, qualità minori a livello tecnico meno, ma a livello morale, a livello di attaccamento preferisco il resto. Dichiarazioni forti da parte dell'allenatore della Vigor Lamezia, forse anche per smuovere un pochettino tutto l'intero ambiente. Parliamo del Gela, questo Città di Gela che vince una battaglia contro l'Enna Calcio, anche lì insomma alcuni tuoi ricordi personali della scorsa stagione con il settore giovanile. Città di Gela che doveva per forza vincere, per cui la squadra di Gaspare Cacciola era quasi a un bivio, se non vinceva probabilmente la crisi sarebbe stata ormai incontenibile, o sbaglio? Ma ricordiamoci che un paio di settimane fa era in testa alla classifica. Sì, può succedere. Sì, questo sì, però è chiaro che ha incontrato una squadra abbastanza giovane, allenata bene, però insomma la forza d'urto di uomini importanti che c'è il Gela ha fatto la differenza. Certo, sono 3 punti, come dici tu, salutari per la classifica, per l'ambiente, e quindi l'aspettiamo alla prossima. Tra l'altro Bonaffini, il direttore generale, ha lasciato la squadra. Ecco, vedi, sono di quelle situazioni che è chiaro che se non li vivi dentro non puoi dare un giudizio complessivo, però sono stati personaggi che hanno contribuito sicuramente a far sì che il Gela facesse il salto di qualità, perché a livello societario, a livello di conoscenza e compagnia varia, quindi è stata anche una colonna non indifferente nel calcio del 2000 a Gela. Però insomma aspettiamo, perché chiaramente tu mi insegni come siamo abbastanza ripetitivi, perché poi sono i numeri, ci sono queste nostre squadre che una settimana c'è chi sale, c'è chi scende. Ci dimentichiamo tra l'altro che il Gela era neopromossa, anche il salto di categoria seppur di esperienza si sta comportando bene, e quindi penso che insomma Gaspare Cacciola sta facendo un lavoro, sta continuando a fare quello che gli hanno detto di fare alla società, cioè quello di far bene, portare la gente allo stadio e valorizzare il prodotto che ha in questo momento. Guardiamoci gli highlights. La vittoria pesantissima, come abbiamo detto poc'anzi, del Città di Gela, 3-1 contro l'Enna. Siamo qui al Vincenzo Presti, questa è Gela Enna, buona partita a tutti, è in posizione regolare, rientra Martinenko, può metterla in mezzo, può anche pensare al tiro, lo fa, pallone che rimane lì, dall'altra parte poi Marino, altra opportunità, prova ad andarsene, ci riesce Maltese, mette questo pallone in mezzo, Sarao! E c'è il gol del Gela, Sarao porta in vantaggio la sua squadra, come a Messina, se la mette sulle spalle e fa 1-0, grande gol di Manuel Sarao. Ci prova Pedicone, palla alta. Pronto Dario Maltese, batte questa palla, pallone che rimane nell'area di rigore, non ci arriva nessuno, poi ancora pallone ricacciato dentro e qualche parte! C'è Michael Benassimo, c'è anche posizione di offside, occasione per l'Enna. Ancora Pedicone con un ottimo tiro, scusate era distratto, c'è il pallone ancora in area di rigore, Pedicone e viene fischiato calcio di rigore. Dadic contro Minus, parte Dadic, spiazza Minus e si riparte, buon secondo tempo a tutti. Corner dunque, possibilità, palla messa in mezzo, il colpo di testa di Sbuttoni, centrale, petta un po' in ritardo, poi Cenao tenta il tiro in 2 tempi, Thomas Colaci, Sarao ci prova, e traverso incredibile di Sarao, c'è una a questo punto contro Minus, scusate, contro Colace che esulta, palla in mezzo di testa, poi ancora il tentativo di Imbaie, Marino la mette di 9,5 sul secondo palo, palla che è rimasta lì, c'è il fallo di Petta e rimane per terra anche l'Oliva. Vincenzi la stoppa, poi può provare il tiro, Vincenzi! Amedeo Vincenzi! Il gol del Gela, il 2-1, il 10, Amedeo Vincenzi torna al gol e lo fa dal momento migliore, non poteva scegliere un altro momento per fare il gol. Amedeo Vincenzi prova ad andare Gabriele Gigante e ci riesce, se n'è andato Gigante, cost to cost Gabriele Gigante, può metterla in mezzo, poi viene tra calcio di rigore, fischia il direttore di gara, parte Manuel Sarao che spacca la porta e non può essere che Sarao Meravigliao, l'uomo che chiude la partita, e c'è finisce qui il triplice fischio e game over. Il Gela torna a vincere in casa e lo fa bene, lo fa con una vittoria
per 3-1 sull'Enna, rimanendo anche in 10. Gol fondamentale di Amedeo Vincenzi e doppietta di Manuel Sarao. E chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D con la tua amata Milazzo. Milazzo che comunque si è fatto valere perché vince in casa del Ragusa 1-0, tra poco sentiremo anche le parole di Catalano. Perché questo Milazzo sta in questa situazione di mezzo? Cosa manca per fare il grande salto nel gruppo che potenzialmente può aspirare quantomeno ai playoff? Ma diciamo che come abbiamo in un certo senso parlato bene di Romano e di Martello, sì, qui possiamo parlare bene di Catalano e Strianese, coppia già conosciuta, Paternò lo scorso anno. Ecco, sono personaggi che camminano insieme, sì, quindi man mano hanno sintonia. Vanno in sintonia, giusta la definizione, quindi io ho molta fiducia in questo diciamo contenitore che porta sicuramente dei benefici dove vanno a lavorare. Cosa manca? Intanto hanno preso un pezzo pregiato, indipendentemente da tutto, insomma, io che sono difensore centrale e so che davanti c'ho Curiale, io sto sempre lì all'alerta, magari non toccherò una palla, ecco, non toccherò una palla, ne tocca una e mi fa gol. Il problema è questo, sperando che ne faccia questo tanti, può essere anche un messaggio che la società vuole mandare a tutti i tesserati, a tutti coloro che dicono noi quest'anno vogliamo fare bene. Hanno una tifoseria importante, una tifoseria che li segue, è vero. Quindi per l'ennesima volta troviamo un'altra società, un altro club dove c'è in questo momento entusiasmo e insomma ci piace, ecco, quando dicevo all'inizio è un campionato bello, proprio perché ogni settimana c'è sempre una squadra che qualcosa fa in più, fa qualcosa in più. Magari loro non ci pensano, però poi le cose accadono. E il Milazzo ne è un esempio. Ecco, Sentiamo proprio una battuta di mister Catalano che vince questa partita contro il Ragusa 1-0 il risultato finale. Ma alla vigilia adesso sembra tutto facile e per noi non era facile, anche perché venivamo da 2 sconfitte pesanti e quindi arrivare qua e avere quella convinzione, quella decisione di poter fare il risultato pieno non era facile, però devo dire che i ragazzi hanno avuto l'atteggiamento giusto, abbiamo affrontato la partita con il piglio giusto, siamo riusciti a fare gol, c'è stata un po' di pressione poi forse alla fine, anche perché era quasi 90esimo, buttando quelle palle dentro l'aria magari cercavano di pareggiare la partita, no? Noi siamo stati bravi a difendere e credo che abbiamo portato a casa 3 punti per noi importanti e meritati. Allora, siamo ai saluti, però non abbiamo parlato di quella che è la tua professione. Tu sei un allenatore, hai lavorato tantissimo con i settori giovanili, ti sei guardato un po' intorno quest'anno? C'è qualche richiesta che è arrivata? Perché io dico sempre, e lo confermo anche questa settimana, chi viene a penalty spesso e volentieri non ha squadra, la squadra la trova. Ma guarda, io mi auguro che attraverso diciamo, questa ospitata che a me fa sempre piacere, lo so. Io vengo ovunque dove sei tu, anzi ti ringrazio per quello che hai fatto l'anno scorso, che mi hai premiato, mi hai fatto salire sul palco. Ai Penalty Awards, sì, bella passerella, quindi, sì, è vero. Mi sono anche molto divertito. È stato un piacere anche nostro. Molto divertito. Io credo che non è bello e non è neanche facile poter parlare di questa cosa, nel senso che se non c'è qualcuno che ti cerca, probabilmente perché sono coperti. Però mi rendo conto che insomma non parlo da me, io parlo per quello che ho fatto, qualcuno mi dice che ho fatto delle cose positive. Assolutamente, e quindi mi auguro che questa possa esserci la possibilità di poter dare un piccolo contributo. Io credo tra l'altro che bisogna sempre comunque aspettare il momento giusto, perché è facile trovare squadra magari non avendo un'idea ben precisa dove che si va. In questo momento magari c'è stata qualche cosa che è nata, qualche telefonata, un piccoli sondaggi, però mi rendo conto che insomma alcune esperienze negative ti devono far capire che devi aspettare il momento propizio, devi vagliare il giusto momento. Prima o dopo il treno si fermerà in qualche stazione, l'importante è che insomma stai lì ad aspettare e ci sali. Allora noi te lo auguriamo, Giuseppe, intanto perché sei una bella persona, sei un uomo di sport, sei un uomo di calcio,
Sei una persona competente, io credo che prima o poi arriverà anche il tuo momento, ne siamo pienamente convinti. Ti ringrazio di cuore, saluto i tuoi telespettatori ovunque voi siate, ma grazie per questa ospitata. Grazie dunque a mister Giuseppe Giordano, ospite in questa prima parte della nostra trasmissione. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, non cambiate canale, ci vediamo subito dopo con il campionato di eccellenza calabro. Tre categorie in gara: miglior giornalista sportivo, miglior giornalista radio-televisivo e miglior giornalista della carta stampata. Le tre sezioni della quarta edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasio. Ricordo quel bellissimo gol di Betti. Eccoci rientrati in studio dopo lo spazio pubblicitario, parliamo subito del campionato di eccellenza e lo facciamo con le partite che si sono giocate domenica. Domenica si è disputata la settima giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Bocale Calcio Admo batte Cittanova Calcio 2-1, Virtus Rosarno batte Castrovillari 4-0, Città di Luzzi batte Reggio Ravagnese 1960 1-0, DGS Praia Tortora Stilo Monasterace 0-0, Rossanese batte Gioiese 3-1, Palmese 1912 batte Paolana 2-0, Isola Capo Rizzuto che vince fuori casa 2-0 contro il Soriano Fabrizia, Trebisacce Calcio batte Brancaleone 3-1. Guardiamo la classifica di questa settima giornata dove troviamo in testa con 16 punti DGS Praia Tortora, con 15 punti Trebisacce Calcio, 13 punti Reggio Romagnese, Virtus Rosarno, Paolana, con 11 punti Isola Capo Rizzuto, Rossanese e Bocale Calcio Admo, 10 punti Stilo Monasterace, con 9 punti Città di Luzzi e Palmese 1912, 8 punti per il Brancaleone, con 6 la Gioiese, 4 punti Soriano Fabrizia, con 3 Cittanova Calcio, chiude la classifica il Castrovillari con -6. Stadio Nino Lopresti di Gallico Superiore, in campo Bocale, Admo e Cittanova per la settima giornata del campionato d'eccellenza. Buon pomeriggio e buona domenica da Domenico Geria, pronto a raccontarvi ancora una volta le emozioni delle partite del Bocale, quest'oggi con maglia bianca e banda trasversale rossa, e Cittanova con bande trasversali gialle e rosse, colori sociali ovviamente della formazione appunto della Piana. Nel frattempo le squadre si stanno sistemando ai bordi del cerchio di centrocampo perché quest'oggi verrà commemorato con un minuto di silenzio Enzo Borgia e noi ovviamente insieme alle squadre rispetteremo questo doveroso silenzio. Si parte, signor Gatto ha dato il via all'incontro. Allora, Gomez riesce a giostrare questo pallone, a scaricarlo su Sansoni, larga verso Pagano, altro duello, si accentra Pagano, porta la palla sul sinistro e calcia, e Cittanova è andato pericolosamente ad un passo dal vantaggio, ha colpito malissimo Fabio Meri per fortuna del Bocale, tanto il colpo di testa sul fondo di pochissimo, pericoloso l'intervento di testa di Schmarson, altra iniziativa pericolosa da parte del Cittanova. La battuta tagliata e c'è il gol, il vantaggio del Bocale al minuto numero 21 con la punizione di Dorta. C'è stata una leggera deviazione di un difensore ma il pallone era destinato comunque in porta e Marco Dorta al minuto numero 21 sblocca il risultato, l'ha piazzata molto bene ed è il suo secondo gol in campionato dopo quello di Trebisacce. Intanto Malara si sistema il pallone sul sinistro, calcia, ci arriva con le punte delle dita Marinaro, è andato ad un passo dal raddoppio il Bocale con la conclusione di Mattia Malara, pallone che arriva nell'area di rigore attraverso tutti, gran gol in tuffo, splendido gol da parte
di Gaston Gomez, bellissimo il tuffo del gol del raddoppio allo scoccare del 40°. Meraviglioso questo intervento in tuffo da parte dell'attaccante del Bocale, ed è il raddoppio quando mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Attacca il Cittanova, però Fabio Meri prova a prendere posizione, scarico all'indietro, Muratore, appoggio centrale e c'è il gol del 2-1. Attenzione qui, amnesia difensiva e il Bocale viene colpito da Mbup, liberato al tiro praticamente a tu per tu con Amendola da Muratore. Calcio angolo già battuto, va il cross di Bagnez sul secondo palo, anticipato Lotito di testa, sarà ancora corner. Ha dato ad un passo al secondo gol consecutivo Cristian Lotito. Attenzione al limite dell'area, tiro di Fabio Meri, si era ben sistemato il pallone sul sinistro. Altra leggerezza del Bocale qui, che ha concesso spazio all'attaccante avversario per liberarsi e calciare. Pallone lungo di Bagnez, la sponda di Lotito, la rimette in mezzo, la girata tentata da Mendes, gran risposta di Marinaro. È andato vicino al gol Mendes. De Simone, il tocco, il rimpallo con Gomez, si libera di tacco a tu per tu De Simone e segna De Simone! È spedito De Simone, ma c'è fuori gioco. Fuori gioco, mentre continuava a esultare De Simone. Riesce con una giocata a entrare in area, a proporre sul secondo palo per De Simone che non impatta bene il pallone. Forse era molto più facile questo rispetto a quello annullato. Intanto intercettato il passaggio da Branca, scarico dentro, Tirrito al limite per Gomez, tiro deviato, la palla è ancora buona, Tirrito era in posizione regolare, viene messa fuori e finisce qui. Il Bocale batte 2-1 il Cittanova. Veramente è stata una partita difficile, sapevamo che giocavamo era la seconda della classe, noi dovevamo dare conferma di quello che abbiamo fatto a Rossano. Purtroppo l'ultima partita qua in casa non abbiamo fatto bene, quindi è stata anche una bella prestazione di tutta la squadra e penso che di qua c'è solo da crescere. Quindi questo vuol dire lo spirito di squadra che ce l'abbiamo, è uscito fuori in queste ultime 2 partite e speriamo, come ho detto prima, di dare ancora continuità a questo, perché secondo me abbiamo una bella squadra e dobbiamo migliorare in tanti aspetti, ma possiamo fare bene. Sì, oggi prima cosa servivano i 3 punti per il morale, per fare dei punti in casa, per rimetterci in carreggiata, e direi che abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra ben attrezzata e quindi ci godiamo la vittoria. Noi non ci diamo limiti, come diciamo sempre nello spogliatoio, non ci diamo limiti, siamo una squadra giovane come ho già detto, però anche con gente di esperienza, quindi dobbiamo solamente camminare giorno per giorno e goderci intanto questa vittoria e poi dalla prossima domenica continuare con questo spirito. Settima giornata del campionato di eccellenza, siamo a un quarto del girone di andata. Dirige l'incontro da Cosenza il signor Russo, primo assistente Lucisano della sezione di Catanzaro, secondo assistente Franco della sezione di Locri. Arriva il fischio che dà l'inizio alla sfida, partita non priva di insidie. Per la DGS Brera Tortora lo stilo Monasterace è in perfetto equilibrio per quanto riguarda le prime 6 giornate, 3 vittorie, 3 sconfitte, non conosce l'X, così come la DGS Brera Tortora, nessun pareggio in queste prime 6 giornate, 5 vittorie ed una sconfitta. Ora attenzione al break dello stilo Monasterace, converge, prova il tiro e una telefonata in questo caso, ma c'è uno squillo da parte dello stilo Monasterace con il tiro telefonato che è andato a parare Piccioni senza nessun problema. C'è davvero l'area riempita, è pronto Balde per battere questo calcio di punizione, solo Petrone in barriera, poi tutti nell'area di rigore.
il destro morbido, poi Strumia devia in calcio d'angolo con le proteste da parte dei giocatori dello Stilo Monasterace, volevano forse un tocco di mano. Gonzalez di testa, poi Marino perde il palleggio, il possesso di nuovo per lo Stilo Monasterace, prova l'incursione Iamanca, viene fermato Petrone, ora il lancio per Ciacanè, vediamo se è in posizione regolare, il numero 9 però deve affrontare un po' tutta la difesa dello Stilo Monasterace, ci prova da solo, attenzione! Occasionissima per la squadra di casa di sbloccare il risultato, l'azione più nitida, l'occasione più nitida di questo primo tempo arriva al 19esimo. Ciacanè aveva fatto tutto bene nonostante ne aveva forse 3 addosso, poi il traversone sul quale Maitini in scivolata, però la messa alta, sono in 2 vicino alla bandierina, viene richiamata l'attenzione per la distanza, vicino ci sono Marino per Petrone, arriva il traversone, palla che ci sono 2 uomini a terra, sono in effetti Uneida e Dominguez Federico. Nella mischia si abbracciavano già prima del calcio d'angolo, poi la battuta di Petrone, sono andati giù, c'è stato comunque un altro tocco e allora c'è un altro calcio d'angolo, si va di nuovo dalla bandierina, questa volta c'è direttamente Petrone pronto a scodellarla nell'area, anche Gonzalez, ecco la morbida sul primo palo, poi la riesce a respingere, mischia, mucchio selvaggio in area, poi fischia Russo. Waller potrebbe tentare col destro ad aggirare la barriera sul palo alla sinistra di Piccioni, ma attenzione anche al sinistro di Waller. 4-5 in barriera, più 2 di disturbo per lo Stilo Monasterace, poi il filotto ed eccolo il tiro a giro di Waller che avevamo un po' ipotizzato. Calcio di punizione da parte del numero 5 della DGS Brera Tortora, che ha provato a trovare l'incrocio alla sinistra di Piccioni, e arriva il fischio che manda le 2 squadre al riposo per la 7ª giornata del campionato di eccellenza girone di andata. Il parziale dice 0-0 dal Mario Tedesco. Si ricomincia con lo Stilo Monasterace. Balde, attenzione a questa palla, Carbaglio in 2 tempi la mette fuori. Ciacanè in mezzo a 2 riesce a conquistare il pallone, poi attenzione, doppio giallo per Ciacanè ed espulsione. Beh, insomma, c'è stata una prima ammonizione, c'è stato questo contatto, questo fallo. Mazza prova ad andare morbido, libera la difesa dello Stilo Monasterace. Accaide alla caccia del pallone, deve disinteressarsi del pallone, poi attenzione, la prende fuori dall'area. Le proteste da parte del DGS Brera Tortora, il pallone preso con le mani da Pietrafesa fuori dall'area, volevano anche un provvedimento disciplinare. 28 minuti sul cronometro, l'occasione, questo calcio di punizione dal limite, Mazza, la conclusione violenta, Belluzzi ora per lo Stilo Monasterace, verso Balde, il rimpallo, Carbaglio prova a prendersi questo pallone, un po' di confusione, prova a mettere ordine Maitini, lo trova uno spiraglio per Dominguez che ora converge, va in aria ancora Dominguez per Costanzo, in ripiegamento con questo buon pallone, lo dà verso Mazza, punta l'aria, si deve decentrare, ci prova comunque, poi Costanzo, manca l'aggancio, chiede un po' di calma ora Piccioni. Intanto siamo all'85esimo, palla che riesce a filtrare per Costanzo, il controllo è un po' lungo, ne approfitta Mazza, vince un rimpallo, poi non il secondo, ora subentra anche un po' di stanchezza, Maitini prova ad andarsene sul fondo, Maitini cerca il fondo, palla tesa, la manca, poi Dominguez
È incredibile il miracolo di Pietrafesa su Dominguez. Non riesce in questo caso a sbloccare la DGS Praia Tortora, sembrava fatta, ma Pietrafesa ha fatto davvero il miracolo. È davvero impressionante la barriera. Strumia di potenza sul palo di Pietrafesa. Esce fuori la conclusione del numero 13 sul calcio di punizione. Balde la mette fuori, c'è ancora Maitini. Mazza deve trovare uno spiraglio, il 23 va giù, ma non è calcio di punizione, bensì è il fischio che decreta la fine di questo match della 7ª giornata del campionato di eccellenza tra DGS Praia Tortora e Stilo Monasterace. Finisce 0-0 e dal Mario Tedesco è tutto. Sì, abbiamo fatto 3 vittorie e 3 sconfitte le prime 6 partite. Alla vigilia avevo detto che non ci avrei scommesso per un pareggio, però usciamo da un campo difficilissimo contro una squadra fortissima dove hanno uno strapotere fisico abbastanza importante per questa categoria. Diciamo che non posso avere il rammarico perché il Praia forse ha mantenuto meglio il possesso palla, ha avuto qualche occasione in più di noi, però devo elogiare i ragazzi perché sono stati superlativi, è un momento un po' così mentalmente, e infatti quando sono rimasti in 10 loro, il Praia, non abbiamo avuto quella fluidità nel gestire la palla, di andare a provare a vincere la partita, proprio secondo me per il momento, però usciamo da qui più convinti di prima, affrontando questo campionato difficilissimo, e ci proiettiamo già alla partita prossima contro la Rossoblu perché per noi è come una finale. Sì, sicuramente ha mancato qualcosa, perciò non siamo riusciti a aprire la porta, no? Le occasioni le abbiamo avuto, poi peccato che non abbiamo sfruttato quella che abbiamo avuto. Però questo ci deve servire per lavorare, che le partite durano 100 minuti, oggi nel calcio di oggi durano tanto e non è che possiamo vincere al minuto che comincia la partita, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Con le immagini del girone calabro del campionato di eccellenza abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente esattamente la prossima settimana, giovedì alle 21, sempre sui canali di GS Channel. A tutti la buona serata.